qualcosa di profondamente umano, che è il diritto alla complessità. E infatti da Socrate in poi la conoscenza di sé, come dire, non è mai stata una ricerca di una formula semplice, ma l'accettazione di una natura, che è la natura umana, profondamente complessa, ricca di sfaccettature e anche profondamente straordinaria. Io faccio tanti ringraziamenti al mio sindaco innanzitutto, che ha supportato insieme all'amministrazione comunale una serata come questa, l'ufficio cultura sempre preciso, puntuale, meraviglioso, la biblioteca comunale che ha collaborato strettamente a questo evento. E professore, io ringrazio lei e le porgo il mio più sincero benvenuto da parte di tutta l'amministrazione comunale e di tutta l'intera città di Portoviro. Grazie. Questo è un tempo molto difficile, incerto, e in queste condizioni si scatena la paura. E la paura ci porta a usare i meccanismi di difesa, evitare, essere attenti. Per cui se incontriamo qualcuno fino a prova contraria, può essere chi ci vuole del male, chi. Ecco, in questo momento la comunicazione è importante, sapendo che il silenzio qualche volta ha una capacità espressiva enorme. In una famosa espressione si afferma che il silenzio qualche volta urla. È bellissimo questo. Allora, perché l'emozione è un sentire umano straordinario? Perché vedete, io non conosco ciascuno di voi, però questa sera voi che siete venuti così gentilmente per ascoltarmi, e io dovrò sforzarmi di spiegarmi nel miglior modo possibile e ce la metterò tutta, ma questo ha creato una appartenenza. In fondo non vi conosco, ma voi appartenete a me e io appartengo a voi. E anche qui non c'è una spiegazione razionale, ma lo si capisce proprio perché io sto attento a voi e voi state ascoltando me. Ecco allora che c'è qualcosa che ci lega, non un interesse, ma magari una curiosità, una simpatia, una stima reciproca. Ecco, allora questo è molto umano. Poi per quanto riguarda mia moglie, sappiate che è psichiatra e che siamo sposati da 58 anni. Però tutto, le volevo dire sì, che tutto è stato possibile perché fin dal primo giorno abbiamo stabilito contrattualmente che lei non avrebbe curato me e io non avrei curato. Non facciamo domande oppure no, perché sennò. Grazie a tutti, grazie professore, è stata veramente una serata interessante. Se i don poi approvano o no? Perché sono concorrenti adesso. Ok, grazie a tutti. Il professore lì a disposizione vostra adesso per i libri. Grazie di cuore. Vittorino Andreoli a Portoviro.